A 82 anni si è spento Gianni Di Marzio, uomo di calcio, allenatore e dirigente. A darne l'annuncio il figlio Gianluca, giornalista sportivo, sui social. E adesso potrai finalmente allenarlo, il tuo caro e amato Diego. Sei stato un grande papà, mi ha insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai. Un messaggio toccante. A me non è che mi fece una buona impressione, l'ho visto piccoletto, così, i capelli così, tracagnotto. Ma quando andammo al campo, dopo 10 minuti lo fece uscire. Fece tre magie eh, da rimanere impresse nella memoria. Con questo aneddoto Di Marzio raccontava ai nostri microfoni il suo primo incontro con il pibe d'oro Diego Armando Maradona, con cui negli anni aveva creato un legame molto stretto. Una vita, quella di Di Marzio, legata al calcio, prima come allenatore, poi come dirigente. Un fiuto per i talenti in erba, da Maradona appunto a Cristiano Ronaldo. Originario di Napoli, dopo aver girato per decenni l'Italia, scelse Padova come città d'adozione. Oltre al calcio giocato, era molto apprezzato per le sue doti da commentatore televisivo. Molti gli attestati di stima che stanno arrivando in queste ore dalle società in cui ha allenato e a cui ha lasciato un ricordo indelebile. E per me è stato uno shock perché va via una parte della mia vita. Io onestamente l'ho sempre avuto non solo diciamo nel mio cuore, ma lo sentivo spesso, cercavo di dargli i suggerimenti giusti.